In onda, filo diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Buongiorno Natalia e grazie a Radio Libertà. Noi siamo l'associazione di volontariato Ufficio Rapporti Sociali e siamo a None in via Volvera 3 il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì dalle 14 alle 16. Noi siamo al servizio dei cittadini come base per quanto riguarda la radio, le discussioni riferenti al codice della strada con tutto quello che succede, e invece per i servizi ai cittadini noi gestiamo appunto velocemente servizi di patronato, servizi di emergenza abitative, servizi legali, civili, penali, condominiali, CAF, eccetera. Abbiamo con noi parecchie associazioni e abbiamo anche con noi dei club a livello sportivo, tecnico, classico. Quindi chi si vuole avere informazioni da noi direttamente chiama il 328 07 15 232. Chi invece vuole avere qualche informazione direttamente in oggi, questo sabato, chiama lo 02 92 94 7222 e la Natalia vi darà informazioni, oppure inviate dei messaggi al 340 6709 659. Oggi abbiamo subito con noi i responsabili di Moto Club, per esempio Canavese, che è De Maria Ubaldo. Poi abbiamo con noi il responsabile dei disabili con l'associazione Senza Limiti, ci spiegherà tutte perché sono anche attività sportive. Dopodiché abbiamo come base Arturo Caligaro, che è un cittadino professionista ma è anche politico, quindi dà risposte, ragionamenti e informazioni politiche. E poi l'ingegnere Cudia, che oggi con Arturo Caligaro gestiranno tutta la trasmissione più o meno. Perché? Perché ci sono 2 o 3 punti, visto che ci state ascoltando, e io mi permetto di dirvelo, vorrei che la gente vuole avere le risposte da voi due. Su quanto riguarda Stellantis, pare che apre le porte ai cinesi e in gioco la produzione europea. E poi viene una domanda: è la Maserati? Oppure, ragazzi, voi due lì, Arturo e Cudia, il nuovo cartello stradale con rombo bianco su sfondo blu in arrivo, dice forse anche in Italia, cosa significa? Che pare che siano multe. E poi sembra che c'è le 3 auto che costano meno a marzo, cioè siamo a marzo 2026, e gli interessi compresi sono la Fiat, l'MG e Dacia. Quindi gli argomenti ci sono: parlare gente esperta, classica e fenomenale, e poi voi, se volete avere informazioni, come vi ho detto, chiamate appunto lo 02 la Natalia, oppure inviate dei messaggi al 340 6709 659. Io adesso intervengo subito e chiedo subito scusa a Ubaldo se gli ho fatto perdere tempo, però Ubaldo dovevo avvisare perché c'è anche Claudio Lipodio che ha dei problemi oggi e quindi non c'è, quindi Arturo e Cudia si dovranno gestire tutta la trasmissione. Ubaldo, so che sei in linea, grazie, ciao, bello, come va? Bene, bene, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ciao Luigi, tutto a posto. Allora, quindi Ubaldo, tutto per te, parla tranquillo, raccontaci un po' come stanno le cose e a che punto siamo. La gente in ascolto e vuole saperlo, grazie, vai. Allora, io adesso parto, diciamo così, da quello che sono i raduni, che sono le cose che interessano un po' tutti, che stanno diventando sempre più interessanti e sempre più gente interessata alle auto e alle moto d'epoca. E allora vi dico subito che già stasera c'è un raduno in Corso La Mano a Grugliasco, lo chiamano Street Racer Auto e Moto, diciamo dalle 19:30 alle 24. Unica raccomandazione: niente clacson, niente urla di motori, ma un raduno statico per diciamo così, per compagnia, per scambiare un po' di parole, per fare 4 chiacchiere, per far vedere il proprio mezzo. Questo già questa sera in Corso La Mano. Poi domani
Domani ci sono un paio di eventi. Allora, il primo l'ho saputo stamattina, tra l'altro, a San Maurizio Canavese, esattamente a 2 chilometri da casa mia, ci sarà un raduno di auto e moto d'epoca, cioè più che altro di auto d'epoca, un raduno di storiche che hanno combinato un club che sinceramente non so come si chiama, comunque ha combinato praticamente il raduno a San Maurizio dalle 10 alle 12 di domani mattina, con la visita alla chiesa medievale che c'è vicino al cimitero, dove appunto nel parcheggio ci sarà questo raduno. Tra l'altro una chiesa veramente meravigliosa, una chiesa medievale antichissima, molto 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 bella. E poi il solito raduno che ormai c'è tutte le domeniche, tra l'altro conto di poterci partecipare prima o poi, chiamiamo un raduno di appassionati di auto sia d'epoca che di supercar, eccetera, in Corso Stati Uniti, nel controviale di Corso Stati Uniti a Torino. Si svolge tutte le domeniche mattine, più o meno dalle 10 all'1, nel controviale di Corso Stati Uniti, angolo con Corso Duca degli Abruzzi. Tramite Facebook ci sono state, ho potuto appurare molte belle foto e c'è sempre una discreta, nonché notevole partecipazione con dei mezzi non da poco, tra le altre cose. Poi andiamo in ordine, diciamo così, di date, parlando di marzo. Allora, il 22 marzo ci sarà il rally di Santo Stefano Belbo, per tutti gli appassionati, un bel rally che si svolge nell'entroterra dell'Astigiano e del Cuneese. Diciamo così che almeno sembra ci siano abbastanza partecipanti e un discreto numero un folto numero di partecipanti, soprattutto di vetture veramente ad hoc. Poi nella stessa data si svolgerà al circuito di Moncaglieri, il circuitino di Moncaglieri, l'evento in pista si chiama le Baraudate, a Barauda in poche parole, l'evento in pista per tutti i mezzi di qualsiasi tipo, cioè parliamo di auto storiche, racing, drift, auto d'epoca, chi vuole andare a fare qualche giro in pista, la pista è relativamente corta, diciamo abbastanza tecnica perché insomma io ho già girato abbastanza, non è molto veloce, l'unica cosa è che chiaramente le auto, diciamo così, che si consumano abbastanza facilmente le gomme, ecco, questa è l'unica cosa, però è bello, è un bel divertimento, siccome è tecnica la gente si può divertire in sicurezza, diciamola così. Poi passiamo oltre. Allora, la domenica successiva ci sono due bellissimi, cioè domenica, il weekend successivo, ci sono due bellissimi eventi. Allora, il primo è il grappolo storico, rally storico, che è molto molto bello, a cui, se non succede nulla, spero di partecipare come commissario, perché è veramente una bellissima gara e soprattutto ci sono dei mezzi che, come dico io, mi lustro gli occhi con i mezzi della mia gioventù, con delle macchine veramente fantastiche. E allo stesso tempo c'è il nostro Automoto Touring Show a Torino, lì presso il Lingotto, che chiaramente è l'evento che, diciamo, perdonatemi il termine, ha in parte sostituito l'Automoto Retro, però chiaramente non si parla tanto di roba retro, ma quanto auto, prototipi, drift, moto, gente che fa, diciamo così, c'è una pista dove chi vuole può anche provare l'ebbrezza di fare qualche giro a fianco di un pilota da rally o di qualcuno che guida le macchine e fa drift, che chiaramente è uno spettacolo non da poco. Questo per quanto riguarda il weekend del 27-29 marzo. Ultima cosa, sempre il 29 marzo c'è il secondo raduno di auto e moto d'epoca alla Risaie e Rive presso Vercelli, che è un raduno molto carino, però come vedete la passione per le storiche,
per i mezzi in generale storici sta coinvolgendo sempre più persone, sempre più gruppi, sempre più organizzatori, perché praticamente ogni domenica ce n'è dappertutto, da tutte le parti. E poi a questo punto io avrei, almeno per quanto riguarda il mese di marzo, avrei detto tutto. Ultima cosa che vi posso consigliare, perché me l'hanno consigliato e sicuramente troverò il modo di andare, di farvi poi un resoconto molto specifico, la collezione Marazzato a Stroppiana di Vercelli, provincia di Vercelli. Che cos'è la collezione Marazzato? Marazzato ha fatto praticamente questa società, hanno ristrutturato e creato una fondazione con praticamente dei mezzi storici, mezzi pesanti storici, quindi parliamo di camion, parliamo di mezzi da lavoro, eccetera, ma consta di quasi 300 pezzi restaurati e tutti funzionanti, partendo dal camion di Isotta Fraschini, per dirne un nome incredibile, Lancia, Alfa Romeo, Fiat, OM, cioè proprio quelli della nostra gioventù, diciamo così, addirittura anche prima quelli della gioventù dei miei genitori, per dire, perché gli Isotta Fraschini parliamo tra le due guerre, i mezzi dell'Isotta Fraschini. E mi hanno raccontato, chi è andato a vedere, che c'è veramente da perderci gli occhi, perché i mezzi sono meravigliosamente belli, tutti funzionanti, e c'è di tutto, come ho detto, ci sono più di 300 pezzi tra camion, camioncini, furgoni e poi addirittura una parte con dei mezzi militari. Ribadisco, appena potrò andrò a vedere questa diciamo così, questo museo incredibile, e poi vi farò sapere, vi racconterò meglio che cosa c'è da vedere. Grazie. Avrei detto di tutto, poi mi preparerò per il mese di aprile, diciamo così, per darvi le notizie poi di aprile. Luigi, cosa ne dici? Ancora, vai, tranquillo. Ok? Grazie, saluta a tutti e poi ti andiamo avanti, che ci sono altre persone. Grazie, è bello. Ok, allora io vi ringrazio, vi auguro a tutti gli ascoltatori una buona domenica, purtroppo magari purtroppo sotto pioggia, però vabbè, pazienza, anche quello non si può comandare. Saluto Arturo e saluto tutti, buona domenica, ciao Luigi, grazie. Grazie, ciao a te, sì. Quindi hai detto proprio, Arturo, che il collegamento, volevo ricordare a chi ci ascolta la serietà e l'importanza di cose che fanno i nostri collaboratori, come quello che ha parlato adesso, il nostro appunto automobilista. Allora Arturo, so che mi stai ascoltando, dovrai gestire tu perché io sei già messo. Quindi Arturo, adesso dobbiamo poi, tanto ti ringrazio per sempre accettare il faccio fare dello schiavo. Ricordati che poi c'è Diego, che dovete poi rispondere lì. Quando riesci poi tu, adesso diamo la parola a Gianni Ferigo, no? Sai che il gruppo dei disabili che stanno facendo delle gare nazionali, insomma, ci spiega anche loro delle attività sportive, visto che la nostra è un'associazione che tratta un po' di sport, di politica, di famiglia, di lavoro e di tutto. Quindi grazie Arturo, so che ci sei, poi diamo la parola sia a Cudia dopo e prima a Gianni. Che ne dici? Ciao, bello. Ciao Luigi, buongiorno a tutti quanti, un saluto agli ascoltatori, un ringraziamento alla nostra radio e in particolare alla nostra regista, che è sempre cortese e gentilissima. Sì Luigi, abbiamo sentito Ubaldo con le iniziative programmate sul territorio. Noi appunto siamo un po' quelli che raccolgono anche le istanze e del nostro campo, quello, no? Sia per affrontare e per dare suggerimenti alle difficoltà della gente, sia e soprattutto agli automobilisti, no? Che in questo periodo gli automobilisti si trovano in una situazione spiacevole, perché vedono giorno per giorno i carburanti alzare il prezzo
Purtroppo chi usa l'automobile per lavoro è costretto a spendere molto di più per poter recarsi al lavoro. Tutti quelli che usano l'automobile se ne sono accorti. Speriamo che il governo prenda provvedimenti. Noi, è stato ripetuto diverse volte, abbiamo un mucchio di authority, quelle delle telecomunicazioni, quelle per l'energia, quelle per la privacy, e abbiamo anche quello per la concorrenza. Purtroppo queste authority non si fanno sentire, non si sentono. I cittadini si sentono abbandonati un po' dallo Stato, dalla burocrazia, perché a fronte di problemi non serve solo litigare guerra sì, guerra no, ma occorre che si evitino le speculazioni, perché ci troviamo di fronte a un fenomeno speculativo evidente. Il fatto che si venda il petrolio dei depositi o il gas dei depositi a prezzi elevati, quando quel gas lì è costato molto ma molto meno, quindi questo surplus di prezzo è tutto guadagno per chi vuole speculare, e purtroppo la gente non sente una levata di scudi nei confronti di questa situazione, anzi la gente vede che c'è un'inerzia e dubita che questa inerzia sia motivata. C'è il sospetto che qualcuno ci inzuppi il pane, no? E quindi chi deve pagare magari 15-20 euro in più per ogni pieno che fa e che deve fare perché non va in giro per divertimento, trova la cosa scandalosa, come la troviamo noi scandalosa. Ci vorrebbe un interlocutore, appunto, che in questi contesti possa effettivamente intervenire a moderare i prezzi. Ci ricordiamo tutti, noi soprattutto che abbiamo una certa età, Luigi, ti ricordi quando per aumentare la benzina occorreva un provvedimento del Parlamento e tutti si scandalizzavano, ma come in una società di libero mercato non ci può essere la concorrenza, con la concorrenza cambiando questo sistema la concorrenza farà abbassare i prezzi, e come tante altre cose in Italia questa cosa qua si è dimostrata una bella fregatura. Una bella fregatura perché non c'è più un interlocutore, non si sa chi è il responsabile. Almeno una volta il responsabile si sapeva chi era, no? Il Parlamento che alzava, aumentava i prezzi, e invece adesso nessuno sa chi è il responsabile. Poi c'è da fare un'altra riflessione. Come i prezzi, appena si sente che il prezzo del barile, anche solo la percezione è aumentato, alla pompa i prezzi aumentano. Non succede il contrario. Quando il prezzo del barile, che era sceso a meno di $50 il barile, no? Questo non ha avuto effetti così eclatanti come l'aumento di adesso, non ha avuto questi effetti sul prezzo alla pompa. La gente non ha visto diminuzioni incredibili sul prezzo della benzina, perché? Proprio perché in Italia c'è questo sistema organizzato che favorisce non i cittadini, allora, non favorisce gli italiani, e qualcuno deve prenderne atto, perché non è possibile che i cittadini siano sempre alla mercé di tutti. Tutti si sciacquano la bocca sulla difesa dei cittadini, dei consumatori, no alle guerre, no a questo, no a quell'altro. Poi quando è il momento di prendere effettivamente provvedimenti che tutelino i cittadini, ebbene, tutte le istituzioni diventano evanescenti. E quindi noi ci troviamo con la gente che ci dice: ma come? Io fino all'altro giorno facevo un pieno la settimana per andare a lavorare, spendevo 70 euro, adesso ne devo spendere 100, e sono 30 euro al mese, sono 120 euro al mese in più, come se il mio stipendio si decurtasse di 120 euro. Senza contare quello che poi avverrà per le bollette del gas, perché quelle non fanno così clamore come l'aumento del prezzo alla pompa. Lo vedremo sulle bollette, perché anche lì abbiamo messo in piedi un sistema di conteggio e di bollettazione che capiscono solo alcuni, non è chiaro e trasparente per tutti. Anche in questo caso l'autority dell'energia non si esprime. Dimmi, Luigi.
Per piacere, dovevamo far parlare anche, c'era Gianni che ci spiegava sì. E poi dovevate tu e l'ingegnere darmi anche delle risposte serie. Allora facciamo una cosa, mi chiedo scusa Gianni, che è il collegamento, È il collegamento. Sì. Adesso diamo lo spazio dell'intervallo un attimo alla radio, dopo facciamo parlare Ferigo, dopodiché tu e le Cudi andate fino in fondo con gli altri argomenti molto importanti. Oltre a quello che stai trattando tu, c'è anche quello del nuovo codice della SOA che dice il rombo lì del cartello stazionale. Parliamo d'altro, aspettiamo un secondo, Arturo. Sì, va bene. La parola allo studio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane certificate all'origine estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittate efficace disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Di nuovo a te la linea, Luigi. Grazie Natalia. Allora dovremmo avere il collegamento Gianni Ferigo, scusa se ti ho fatto perdere tempo, ma sai, quando siamo organizzati così abbiamo avuto anche delle cose che non erano previste. Allora Gianni, ci puoi dire come stai, come sta la situazione, a che punto siete? So che ti sto rubando i minuti veloci, però approfittane, perché così con l'ingegner Diego e l'architetto Galligaro abbiamo quei problemi molto importanti che stai subendo anche tu, perché anche tu porti in giro i nostri collaboratori sulle macchine, quindi con la storia di Stellantis. Comunque puoi dirci com'è la situazione, Gianni? Benvenuto, grazie, vai. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, sono Gianni, uno dei responsabili della Senza Limiti, dei ragazzi con problemi, quindi visto che questa Radio Libertà ci dà l'opportunità di parlarne, e quindi mi fa molto piacere che ogni sabato mi date lo spazio di questi pochi minuti di spiegare cosa stiamo facendo e cosa combiniamo in pratica con l'associazione. Allora, stamattina le 2 squadre di calcio sono ad Orbassano fuori Torino, la A e la B, calcio a 5 e calcio a 7, cioè quindi stanno giocando le ultime partite, perché la prossima settimana ci sarà la finale, diciamo chi arriverà primi o secondi. Comunque noi siamo molto piazzati molto bene, proprio male che vada, arriviamo secondi, quindi stamattina si deciderà per le finali, diciamo, per la prossima settimana, e sono a Orbassano che sono partiti stamattina a giocare. Domani invece siamo a giocare a tennis alla Pellerina. Non so se sapete, chi conosce il parco di Torino, uno dei parchi più grossi di Torino, corso Appio Claudio, Nord Tennis. Ci sarà una tappa dello Special Olympics di tennis, tutto il giorno saremo lì a giocare, in pratica dal mattino fino al pomeriggio, verso le 5 si finirà e ci saranno le premiazioni.
quindi domani, ma tutto il giorno come coso, come Special Olympic a Torino. Domani lo stesso siamo a Novara a fare i regionali di nuoto a Novara con un altro gruppo di ragazzi che fanno le gare di nuoto a Novara. Quindi domani in pratica siamo su due fronti, a tennis e a nuoto. Quindi diciamo che stiamo facendo delle belle cose, i ragazzi sono molto molto contenti, anche i genitori ci danno una mano, quindi noi siamo ben contenti che anche i genitori ci aiutino, perché altrimenti tante cose non riusciamo a farle. Poi, visto che Luigi mi dice sempre devi anche parlare, allora io ho scritto un libro che in pratica si può scaricare su Amazon, e in pratica il titolo del libro è Maurizio, una famiglia speciale, che in pratica non so per chi magari mi sente la prima volta non lo sa, ma un anno fa è mancato mio figlio, quindi ho scritto in pratica tutte le cose che in pratica con lui ho fatto in questi 45 anni che lui ha vissuto. Mi fa molto piacere se tante persone in pratica lo possano leggere, perché questo libro può aiutare molto le famiglie con qualche problema, non solo di ragazzi ma anche di genitori o di qualcosa in pratica che dà una mano, ecco. Quindi chi lo vuole scaricare lo può scaricare su Amazon. Maurizio, basta solo scrivere Maurizio e quindi viene fuori e lo potete scaricare, ve lo mandano a casa dentro 2 giorni, ve lo portano. Tutto il ricavato, ecco un'altra cosa che mi stavo dimenticando, tutto il ricavato di questo libro viene donato all'associazione, perché sapete che anche noi come associazione non è che abbiamo molti soldi disponibili, quindi questo libro lo diciamo detto e mi fa piacere che vada tutto all'associazione. Luigi, se hai qualche domanda. Io ti ringrazio, ti rubo il tempo, so che sei impegnato, ti ho rubato ancora 10 minuti, ma questo me li devi dare tutti i sabati, perché noi ormai come associazione di disabili è la nostra, mi sento in famiglia, quindi la sento anche mia e quindi ti senti obbligato a partecipare. Ti ringrazio, così poi facciamo parlare anche di cose automobilistiche all'ingegnere e all'architetto, che sai benissimo che sono professionisti, ma è che vengono molti cittadini lì a noi nei nostri uffici, oltre che a chiedere appunto della vostra situazione come associazioni di disabili eccetera, anche come quelle di automobilisti eccetera. Quindi collaboriamo, è per quello che noi siamo al servizio dei cittadini e abbiamo un'associazione di volontariato, no? Un ufficio di rapporti sociali, così siamo più chiari di così. Io ti ringrazio e poi ci sentiamo sabato prossimo, vai. Senz'altro, se hai bisogno chiamami, che sai che io ben volentieri con te siamo molto molto legati. Okay? Grazie mille, ciao. Ciao, grazie. Allora diamo pure la parola al nostro ingegnere. Diego, ti chiedo scusa, ma tu sei troppo importante. Adesso tra te e Arturo spiegate alla gente, perché io non lo capisco, cos'è sta storia perché te lo chiedo, sai perché, Diego? Perché parla di Stellantis che apre le porte ai cinesi. Tu, essendo il nostro pezzo grosso in Europa, sai dire poi qualcosa ai cittadini, com'è la situazione, di che cosa si tratta? Perché dice che in gioco la produzione europea e tra parentesi pensa Diego, la Maserati. Comunque grazie Diego, benvenuto, mi ascolti, vero? Luigi, mi devi dare un attimo per chiamare l'ingegnere. Va bene, allora Arturo, che ne dici allora delle situazioni della nostra associazione dei disabili, gli impegni che stanno facendo? Sono positivi oppure pensi che la gente abbia dei problemi a crederci o no? O possono andare anche a vedere, no? Possono andare direttamente a partecipare, che ne dici? No, è un'operazione lodevole, perché si dà un futuro a delle persone
che sono più sfortunate di noi. Quindi tutte queste iniziative servono proprio per agevolare la vita di queste persone e anche farle partecipare, cioè si parla di integrazione di tante persone e la prima integrazione a mio giudizio è proprio di queste persone che sono un po' più sfortunate di noi e che in qualche modo devono vivere, devono convivere con qualche disabilità. Noi e le nostre associazioni sono dedicate a questo, quindi qualsiasi iniziativa venga fatta non può che trovare il nostro apprezzamento. Se qualcuno magari si trova, come diceva Gianni, in questa situazione, oltre a leggere il libro può anche contattarci, perché dare suggerimenti, informazioni in questo contesto può essere utile per chi non sa dove rivolgersi e lo raccontiamo tutte le volte con la burocrazia che esiste nel nostro paese. Chi soffre di disabilità si trova magari in difficoltà, per cui noi siamo a disposizione di queste persone e quindi seguiamo queste iniziative proprio per cercare un'integrazione effettiva, no? Cioè il fatto di renderle partecipi e farle partecipare è un accrescimento per noi e per la nostra società. Ritornando avere in collegamento Arturo Diego, Diego ci sei, vero? Pronto? Buongiorno. Sì, Diego, buongiorno ci sei, vero? Dimmi. Buongiorno a tutti, ci sono. Sì, ti chiedo, perché adesso vai avanti con Arturo, perché come internazionale, che risposte mi puoi dare alla domanda che sto facendo? L'avrei capita, no? Cos'è questa storia che aprono le porte ai cinesi e mettono in gioco la produzione europea e in più che fine fa una macchina come la Maserati? Tu che sei il tecnico anche in Europa oltre che in Italia su queste cose, spiegale anche ad Arturo, che poi tutte e due dovete dare delle risposte per quanto riguarda le nuove, diciamo, costituzioni per le multe o le tasse, le cose da pagare, i nuovi cartelli stradali con quel rombo bianco su sfondo blu. Cioè, voi siete tecnici, potete spiegarli. Comunque, grazie Diego, scusa ma siamo un po' presi tutti e io commetto degli errori nell'appuntamento. Vai pure Diego, grazie, vai. Prego, ma Arturo sa bene, lo dice spesso, anzi lo ripete, l'avanzata dei colossi asiatici, quindi cinesi, giapponesi e tra poco, anzi indiani soprattutto, eccetera, è anche frutto, come lui dice sempre, e ha ragione, perché comunque è l'uomo che più di tutti è dentro, così è frutto di questioni e politiche e anche burocratiche. Laddove lasci uno spazio vuoto, chi crea business, chi crea mercato, chi crea comunque valore produttivo, valore quindi anche produzione e anche tra virgolette quel successivo benessere, così ne approfitta o comunque cerca di entrare, ecco. Lui poi come te scusate, è in una regione che è la più appetibile per quanto riguarda i colossi dell'automotive, e il Piemonte è la regione quella più in vista, ancora di più della Lombardia, nonostante la Lombardia e il Veneto e l'Emilia, che sono le terre così dei motori, cioè le terre dove si sviluppa soprattutto l'Emilia così, e che nonostante sono regioni che, come Arturo ben sa, favoriscono con dei grandi sovvenzioni regionali, così le imprese, i colossi, io lo vedo perché comunque chiedono, ecco, a noi progettisti, chiedono anche a me, chiedono anche ai miei colleghi dove si possono mettere, dove si possono insediare e nonostante ci siano regioni un po' più che offrono più offerte, soprattutto finanziarie, però
vogliono andare o venire, dipende dove ci troviamo, in Piemonte, ecco. Perché come abbiamo sempre detto, il Piemonte gode di questa fama, ma Luigi, tu lo sai, a livello mondiale, non a livello italiano né europeo, ma a livello mondiale. Per cui Piemonte, con tutte le aziende che abbiamo avuto e che ora non ci sono più, si è creata questa fama mondiale e che ci ha lasciato questa eredità pesante per certi aspetti e anche importante per altri. Quindi per cui insomma l'avanzata è inesorabile, è partita ormai una decina di anni fa e non si può arrestare, ecco. Anche perché poi i comuni dovrebbero poi essere così abbastanza fini così nel cercare di trarre anche delle opportunità. Ecco, poi lascio la parola giustamente ad Arturo perché ecco, solo una questione politica e burocratica. Ecco. Il business viene sempre dopo. Prima vanno in un comune, in una regione, in uno stand così, come per esempio si vuole cercare per il Piemonte per un hub dedicato all'idrogeno, che in qualche modo risolverebbe molti problemi e nell'automotive e anche nelle abitazioni, nelle aziende. Ecco. Però se ci sono delle chiusure a livello regionale oppure certi comuni non offrono certi piccoli questi aggrammanti, certi piccoli valori, ecco, la cosa si ferma. E credo che Arturo possa continuare su questo aspetto. Ecco. Ti dico, Luigi, dove si trova una porta aperta a chi vuole fare business entra. Prego Arturo, penso che insomma, puoi continuare. Sì, è una legge scientifica, dove c'è un vuoto qualcuno lo riempie e il vuoto è stato creato dalle normative europee che hanno imposto questa scelta green e hanno imposto di penalizzare il motore termico sull'onda di questo falso ambientalismo, che io ritengo falso ambientalismo, dove in Europa è l'unico continente, l'unico paese che ha dato questa scadenza e ha questo obiettivo di impedire la costruzione di motori termici, mentre tutto il restante pianeta questo non succede. Per cui il fatto che noi stessi con un atteggiamento autolesionistico si sia impedito alle nostre industrie di sviluppare la ricerca, l'approfondimento in questo contesto, nel contesto dei motori termici, magari lasciandoli destinati a ridurre anche le forme di inquinamento, ebbene è chiaro che quando metti in crisi un sistema industriale come quello europeo basato sulla manifattura e soprattutto sull'automobile e che ha creato ricchezza e sviluppo per decenni nei nostri paesi, di colpo in bianco è chiaro che metti in ginocchio un'industria e questa industria deve essere sostituita. Allora, il problema è che gli speculatori, come dicevi tu, hanno capito che si sono mossi in anticipo, perché la Cina, parliamoci chiaro, si è mossa con un notevole anticipo, sapendo forse che l'Europa sarebbe andata in questa scelta, perché la Cina costruisce le macchine elettriche principalmente per l'Europa, perché l'Europa non produce più le macchine con motore termico, per cui hanno basato in anticipo, e qui c'è qualche europeo che è responsabile di questo tradimento dell'industria, per far lasciare le porte aperte alla Cina. È già successo quando, e anche con la connivenza delle famiglie italiane, degli industriali italiani che pensavano di creare in Cina la fabbrica del mondo e quindi far entrare la Cina nel mercato, nel WTO internazionale, permettendogli e consentendo di produrre senza osservare le nostre stesse regole, perché noi non è che siamo meno in gamba dei cinesi. Il problema è che qua chi mette su un'industria deve rispettare norme anti-inquinamento, anti-incendio, norme ambientali, piani regolatori, norme di sicurezza sul lavoro che in Cina non vengono rispettate. Ed è ovvio che il prodotto cinese è chiaro che costa di meno se non deve rispettare tutti questi lacci e lacciuoli che deve rispettare l'industriale italiano. Purtroppo
io li chiamo i traditori dell'Europa, questa gente qua che ha consentito l'apertura ai mercati a questi prodotti. A mio giudizio ci dovrebbe essere la reciprocità, quindi la concorrenza mi sta bene sulla tecnologia, sullo sviluppo di nuove idee, di nuovi materiali, di nuovi concetti, ma deve essere un gioco alla pari. Io non posso correre con una zavorra e fare una corsa ai 100 metri se ho sulle spalle una zavorra da 50 kg, mentre il cinese non c'ha nulla. Allora in questo contesto bisogna che, è quello che dico, la classe politica si renda conto di questo. Piano piano se ne sta rendendo conto. Questo conflitto e soprattutto Trump ha un obiettivo, è quello di limitare l'espansione cinese. Dovrebbero anche, a mio giudizio, gli europei, con un'altra classe industriale, perché i nostri industriali non sono industriali nel senso della parola, ma sono finanzieri, cioè cercano di far fruttare solo il capitale, ma non sviluppare un'industria e creare ricchezza. Il nostro difetto è proprio quello, non avere più gli industriali, i capitani di industria di una volta che credevano in quello che facevano e volevano che lo sviluppo fosse per tutti, non solo per loro. Purtroppo, e lo vediamo a Torino, c'è qualcuno solo che pensa a fare cassa vendendo a destra e a sinistra, vendendosi i giornali, vendendosi pezzi di industria. Avevamo l'industria Liveco, che era una delle eccellenze in Europa per il trasporto merci, per la costruzione dei mezzi pesanti, che è stata semplicemente venduta per fare cassa. Allora, di fronte a questi concetti, se non c'è una classe politica che si contrappone, io sono il primo a dire che la politica non può condizionare l'economia, ma creare le condizioni affinché l'industria possa svilupparsi e tenere e gareggiare a pari delle altre nazioni, questo penso si debba fare. Quindi quello che dicevi tu giustamente, Diego, è un principio sacrosanto, però è ovvio che deve essere mitigato anche da indirizzi politici, perché non puoi fare business e non sapere che vivi in una società, e quindi devi avere anche dei rapporti, devi avere anche dei doveri verso la società che ti ospita e che ti ha fatto costruire le fabbriche, che ti ha fatto inquinare, che ti ha fatto costruire, ti ha costruito le infrastrutture affinché tu potessi produrre, vendere e quant'altro, e di punto in bianco dire vabbè, adesso non gioco più e scappare via col pallone. Io la penso così. Sì, no, certo, assolutamente. C'è da dire comunque che quando qualcuno mi chiedeva, tra l'altro per rispondere anche a Luigi, ci sono tanti... Lei dice che esplora collaborazioni con Xiaomi, Xpeng e Leap Motor per accesso a tecnologie elettriche e stabilizzazioni europee. Cioè qui, ragazzi, abbiamo proprio Diego, perché a livello internazionale, cioè Stellantis, da chi è formata, da chi è gestita? Perché qui sono loro che parlano con questi tre cosi che ci stanno portando via, addirittura, adesso nessuno ci pensa, ma guardate che la Maserati è una delle prime macchine italiane, o meno, o sono io che non capisco niente? Che ne dici, Diego? No, Luigi, allora Luigi, tu hai citato tre che sono proprio dei mega, facciamolo capire ai radioascoltatori, sono mega colossi, Xiaomi, Xpeng e l'altro che adesso mi sfugge, ma sono colossi che, tanto per far capire, sono così grandi e potenti. Tra l'altro Xiaomi è un colosso che fabbrica batterie e tra poco anche le automobili elettriche. Quindi, perché considera, come abbiamo sempre detto da questi microfoni, un'auto elettrica è praticamente una batteria che su 4 ruote, insomma, ecco. Per cui, come una volta chi faceva i motori dettava un po' legge anche sulle carrozzerie, detto proprio alla maniera in cui tutti conosciamo, insomma, ecco, se avevi un buon motore potevi avere anche, facevi anche una bella macchina, ecco, vedi Ferrari, Maserati, eccetera. Quindi sono dei colossi
che fanno investimenti non milionari, Luigi, miliardari, e forse uno non se ne rende conto di quanta potenza economica hanno questi colossi qui, supportati anche da ingenti fondi di investimento, c'è proprio della serie, c'è gente che proprio gli dà capitali, ma non adesso, finché a vita naturale durante, quindi ma parliamo di centinaia di miliardi di dollari investiti in tutto il mondo, chiaramente. Ecco perché per esempio costruiscono l'equivalente di 200 campi di calcio nei deserti per farsi pannelli, per farsi i parchi fotovoltaici, cioè, cose che in Italia siamo ancora, come dire, vedo che ultimamente prendono come unità di misura i campi di calcio, e una nave lunga 4 campi di calcio, lì parliamo di 2000 campi di calcio, tanto perché il campo di calcio è stato utilizzato come unità di misura, ecco. Quindi sono aziende, colossi formati da centinaia di milionari, e miliardari, compreso il governo, che hanno proprio una rotta ben precisa, insomma, ecco, una conquista mondiale. Chiaramente partono dall'Europa, perché sappiamo che l'Europa, come ha detto poc'anzi Arturo, è vuota e libera, ci tentenna, non si sa bene, non ha più le grandi aziende sono ormai tutte asiatiche, e quindi adesso si spera che ritornino in Europa, ma che, ecco, come diceva Arturo, trovino poi dei politici in grado di fronteggiare tutta questa forza, soprattutto economica. Ecco, ormai non si parla più di sviluppo, si parla solo come ha detto giustamente Arturo, di grandi business. E quindi se trovi la classe politica che in qualche modo ti frena, ma ti fa anche rispettare certe cose, non ti svende, protegge anche un po' il territorio, allora qualcosa riesci a ottenere. Se trovi invece gente che vuole solo fare cassa, allora ve lo dico subito, fra 10 anni lavoreremo tutti non dico con la stellina rossa così, ma già, insomma, la vedo dura. Ecco, prego Arturo, penso che, insomma, che di aver risposto un po'. Luigi, sono giganteschi questi, sono dei veri e propri colossi. Sì, ma Stellantis è quella che decide, ragazzi, ma è come diciamo noi, io continuo a dirlo tutti i sabati, ormai Torino non è più la città delle auto. Che ne dice Arturo? Spiegalo bene, va. Sì, oramai Torino non è più la città delle auto, ma da un po' di anni, da quando la famiglia Agnelli ha deciso di smettere questa parte del core business, questo asset industriale che è quello delle automobili, e dedicarsi alla finanza. La famiglia Agnelli non crede più nell'automobile, ed è dimostrato da tutti gli atti che ha fatto, per cui vendendo a Stellantis anche il pacchetto azionario, quindi non è più il socio di maggioranza di questo grosso complesso industriale delle automobili, ha praticamente smentito quello che aveva fatto Marchionne, no? Quando aveva acquisito Chrysler ed è riuscito a risollevare la Fiat. Mancano i manager, sono mancati i manager, quindi la famiglia Agnelli ha deciso di dismettere ai francesi, per cui abbiamo perso la governance di questo settore, ed è chiaro che i francesi in caso di crisi prediligono il mantenimento dei livelli occupazionali in Francia e non in Italia. Quindi Maserati è uno di questi elementi che in qualche modo, vuoi per la scelta delle autovetture green, e quindi queste macchine che erano la ricerca, l'applicazione della ricerca sul motore termico, l'esasperazione di quelle che erano le prestazioni, vengono meno. Quindi i cinesi, che sono stati lungimiranti, con questi grossi colossi hanno creato delle autovetture elettriche, sono entrati in un'Europa che non aveva un'industria dei motori elettrici e delle batterie elettriche,
e hanno fatto dumping. Cioè, cosa vuol dire? Hanno fatto morire la nostra industria. Quando sarà morta la nostra industria, i cinesi magari continueranno a produrre anche i motori termici. Purtroppo con l'ignavia dell'Europa siamo arrivati a questo. Quindi il futuro di Torino non è più nell'automobile, per rispondere alla tua domanda, deve reinventarsi qualcosa. Arturo, mi collego, hai detto una cosa che forse lo saprai così. Ora molti cinesi e asiatici lavorano sull'elettrico perché, come hai detto bene, è un Green Deal così, ma loro comunque hanno in testa sempre il motore termico, perché comunque questo è solo per entrare nel mercato, ma comunque non è che buttano via i progetti del motore termico, anzi ne faranno ancora, adesso sono indirizzati sull'elettrico e poi verrà l'idrogeno e poi comunque il termico rimarrà sempre. Hai detto bene, continueranno comunque a farlo. Va bene, io penso che si debba salutare a quest'ora perché il tempo è scaduto. Io saluto gli ascoltatori, ringrazio te della partecipazione, Diego. Un abbraccio a Luigi e un ringraziamento alla nostra regia e alla nostra radio e una buona giornata a tutti. Ciao a tutti. Va bene ragazzi, anche a Diego, anche a te. Ciao Diego, ci sentiamo sabato prossimo. Senza meno. Allora, grazie della trasmissione. Quindi ricordatevi che noi siamo a None in via Volvera 3, il martedì, il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 16. Chiamate tramite telefono 328 07 15 232. Qualunque tipo di informazioni, come vi ho già detto, per quanto riguarda i problemi, ve l'ho detto così veloce, per le pensioni, le reversibilità, le emergenze abitative, i bonus vari, i problemi condominiali per quanto riguarda le vertenze, le visure, eccetera, oppure le dichiarazioni dei redditi, CAF e patronato. Quindi ringraziamo Radio Libertà che, come vedete, dà l'opportunità a chiunque di potersi esprimere, di trattare qualunque tipo di problema e poi dopo dà le risposte e le informazioni giuste. Quindi venite pure a None dalle 14 alle 16 il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì e troverete le persone con le quali volete parlare. Ringrazio ancora personalmente la nostra Natalia che gestisce lei tutto e soprattutto la Radio Libertà che consente di nuovo a noi di potervi parlare. Il nostro motto, che è quello che resterà e io porto sempre con me, è: meglio perdere un attimo per la vita che perdere la vita per un attimo. Grazie, a risentirci a sabato prossimo. Un bacione a tutti, grazie.